Sicuramente un'attività intensa che ha trovato l'espressione più evidente nei giorni di Consiglio e anche nelle notti di Consiglio, visto che la formulazione di bilancio ha portato i lavori durante la notte per chiudere appunto il documento, ma direi comunque una fase di lavoro intenso per l'intero Consiglio anche per quanto attiene l'attività delle commissioni, con l'esame e l'inizio dell'esame di numerosi provvedimenti e l'avvio anche del dibattito su riforme importanti. Durante i lavori del Consiglio appunto 5 giorni che hanno comportato l'opportunità di approvare la variazione di bilancio al bilancio 2014, una legge importante perché è la legge che consente di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione, cioè sostanzialmente quelle che sono le somme disponibili rispetto al rendiconto del 2013 e con queste somme andare a incentivare alcune iniziative, a definire alcune iniziative finanziarie nel corso dell'esercizio di competenza, cioè il 2014. Ricordo che con queste somme, 313 milioni in tutto, è stata data una risposta importante al sistema degli enti locali, oltre 70 milioni di euro per appunto i nostri enti locali e quindi a favore della cittadinanza direttamente, perché poi sono servizi che si rivolgono opportunamente ai cittadini. Sono state stanziate risorse a favore del sistema delle imprese con fondi di rotazione, con fondi di sviluppo e anche con la disponibilità di finanziamento dell'Istituto di Medio Credito regionale e quindi a supporto dell'attività creditizia delle imprese, siano esse industriali, artigianali che dell'agricoltura. Sono state previste risorse importanti poi nei settori appunto dell'agricoltura, nei settori della cultura e anche nel settore del sociale e dell'attenzione del welfare in generale, sia per quanto attiene la formazione scolastica, ad esempio quella relativa alle scuole paritarie e quella relativa alla progettualità scolastica, che appunto come strumenti anche di tutela sociale riferiti al mondo del lavoro che oggi, quindi gli interventi sociali nel mondo del lavoro che oggi sconta difficoltà importanti. C'è stata poi l'iniziativa legata alle attività del cinquantenario del Consiglio regionale, in particolare lunedì mattina si è svolto questo Consiglio regionale celebrativo dell'emigrazione friulana e giuliana nel mondo e con il riconoscimento ai 32 protagonisti, cioè una selezione di persone che nel mondo rappresentano oggi quella parte di emigrazione che ha saputo con successo realizzare e realizzarsi nelle proprie attività, siano esse economiche, siano esse culturali, professionali o di rappresentanza, e rappresentando in questo modo l'immagine del Friuli Venezia Giulia nel mondo, nelle comunità in cui loro operano. Una selezione ovviamente 32 di questa grande ricchezza, di questa grande diciamo, immagine che l'emigrazione purtroppo necessaria da queste terre per tanti anni, per un secolo e più, ha saputo con un'attività, con il proprio lavoro, con il proprio sacrificio dare e dimostrare nel mondo. È un riconoscimento appunto simbolico su personaggi selezionati dalle associazioni che rappresentano il mondo dell'emigrazione friul-giuliana nel mondo. A seguire poi, a completamento del mese e a completamento dell'attività del Consiglio, prima appunto di quella che sarà una breve pausa ferragostana dei lavori, si è anche data una risposta al settore della cultura approvando la legge che riforma gli istituti di sostegno alla cultura, alle politiche culturali, dando con ciò una definizione più puntuale e opportuna sia delle attività che anche dei protagonisti dell'attività culturale e preparando di fatto
appunto gli strumenti che saranno poi perfezionati con la finanziaria per il 2015 anche nelle azioni di sostegno tangibile, cioè quello finanziario, che la Regione intende ancora attuare. È stato ricordato più volte nel dibattito che la cultura, nonostante la crisi, è ancora una fonte di ricchezza non solo per l'espressione artistica, culturale che riesce a sostenere, ma di fatto anche per una opportunità che può essere un'opportunità di natura economica. Ecco, in questo senso quindi una legge approvata all'unanimità e quindi di fatto con il consenso dell'intero Consiglio, che appunto vuol dare una nuova immagine, una nuova dimensione della cultura regionale. E così si è chiuso il mese di luglio in attesa poi di una stagione che si annuncia ricca e densa di riforme importanti che la Giunta annuncia e prepara all'orizzonte.